Ben ritrovati dalla redazione. L'ex consigliere regionale della Lega, Ugo De Mattia, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Trieste dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Giuliano. L'accusa per fatti commessi tra il 2010 e il 2012 che aveva portato alla condanna è di peculato. I militari dell'Arma del capoluogo regionale hanno dato esecuzione al provvedimento nella mattinata odierna. L'ex consigliere leghista è stato condotto nel carcere di Udine. De Mattia è stato presidente del collegio dei revisori del comune di San Giovanni al Natisone dal 1995 al 2001, membro del collegio dei revisori del comune di Manzano dal 2000 al 2006. Durante la sua carriera politica ha assunto anche il ruolo di capogruppo Lega Nord in consiglio comunale a Manzano. Ennesimo colpo in casa da parte dei ladri a Trieste. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto nel pomeriggio del 25 marzo all'interno di una abitazione sita al civico 35 di Viale Campi Elisi. I ladri sono riusciti a introdursi nella casa forzando la porta d'ingresso e una volta dentro sono riusciti a impossessarsi di circa 3.000 euro in contanti. Dopo il furto i ladri si sono dati alla fuga. Sul posto giunti militari dell'Arma dei Carabinieri della stazione Porto Nuovo per i primi accertamenti e le indagini del caso. Non ci saranno altre proroghe. Le circa 2.800 associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia hanno poco più di 3 mesi di tempo per adeguare i propri statuti ai criteri contenuti all'interno della riforma sul lavoro sportivo, entrata in vigore lo scorso 1° luglio. Dopo 2 spostamenti consecutivi della scadenza, prima il 30 giugno 2023 e quindi il 31 dicembre, infatti il governo non pare avere alcuna intenzione di concedere altro tempo alle società italiane per allinearsi a una riforma avviata dal ministro grillino Vincenzo Spadafore e poi modificata dall'attuale ministro per lo sport Andrea Abodi. Partirà il 24 aprile e sarà attivo fino al 30 settembre il nuovo treno diretto fra la stazione di Villa Officina e Fiume con 2 collegamenti giornalieri della durata di poco più di 2 ore, disponibili tutta la settimana. A qualche mese di distanza dall'annuncio è diventato ufficiale l'avvio dell'inedita tratta ferroviaria tra le 2 città, per ora solo in via sperimentale. Sport calcio, Triestina batte Alessandria 3-1, l'1-0 lo firma il bomber Lescano che centra il 15° gol in stagione. Doppio assist di El Azrak tra i migliori e tap-in di Redan. Correia realizza un gol fantastico, bene il reparto offensivo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo coperto con piogge in genere moderate e intermittenti su bassa pianura e costa, scirocco da moderato a sostenuto in serata a libeccio, con possibili mareggiate e acqua alta sulla pianura e sulla zona montana, piogge intense e molto intense, specie sull'alta pianura, sulle prealpi e in Carnia, quota neve intorno ai 2000 metri circa, in calo in serata fino a 1400 metri circa, possibili temporali. Temperature in pianura massime fra 12 e 15, sulla costa fra 14 e 17 gradi centigradi. Previsione a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione dal nord-est. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione.